benvenuti al punto, benvenuti a Telefriuli, benvenuto al sindaco di Colloredo di Monte Albano, il nostro amico Luca Ovan. Buongiorno a tutti. Caro Luca, come stiamo intanto? Bene, Tutto bene? bene, sì. Bene, allora c'è qualche novità a Colloredo, ne parleremo dopo. La stazione in generale è come un po' tutti i comuni, no? Dove l'energia sta condizionando i bilanci, e, insomma avete qualche fastidio come tutti? Certo, soprattutto nei comuni piccoli i fastidi si fanno notare ancora di più. Noi abbiamo già preso delle precauzioni, per fortuna già mesi prima, dove andiamo a spegnere l'illuminazione pubblica a mezzanotte e abbiamo avuto dei piccoli risparmi di 2.000-3.000 euro al mese, ma ancora troppo pochi. Speriamo adesso di iniziare, che lo Stato, la Regione ci dia una mano per veramente riuscire a chiudere i bilanci comunali, sia per l'energia, ma soprattutto adesso per il riscaldamento delle scuole e negli enti pubblici, che anche quello sarà una grande difficoltà a chiudere i bilanci. E poi c'era anche la questione un po' generale della macchina comunale, che mi pare qualcuno va in pensione, cioè non è che Sì, avete molti operatori, no? Eh sì, la macchina comunale non è più ambito al posto pubblico come era tanti anni fa. La gente preferisce andare nel privato, farsi valere, lavorare e prendere anche quel soldino in più. Nell'ente pubblico, con i concorsi e tutto che stiamo facendo, abbiamo difficoltà a trovare personale, o almeno lo troviamo, devono essere giovani, primo lavoro, ma cosa succede? Che dopo un anno, 2 anni si fanno la formazione e dopo cercano sempre di andare nel grande comune. Esempio, noi in agosto abbiamo l'operaio che è andato in pensione e spero di aver trovato, sempre con concorso, il nuovo che dovrebbe iniziare questo mese. Cosa vuol dire questo? Che il servizio anche dell'autobus, perché l'operaio, noi ne abbiamo solo un operaio in un comune di 24 km quadrati, e questo operaio abbiamo dovuto prendere l'autista da una ditta privata che ci costa solo per 2 mesi 11.000 euro. Questa è la realtà che il nostro spede e probabilmente dovremo anche iniziare a capire e vedere dove aumentare in certe realtà le tasse. E poi avete delle convenzioni con la Collinare che vi danno una Sì, mano, qualche sì, servizio, sì. qualche... Abbiamo questa Collinare che ormai è un ente, siamo in 15 comuni e anche per fortuna nel nostro territorio comunale la sede è nel castello dell'ala ovest e abbiamo tributi, abbiamo l'energia elettrica che stiamo adesso lavorando per il risparmio energetico, dove stiamo facendo gli ultimi progetti che andremo a mettere fotovoltaici sia nel comune, sia nel centro civico e nelle scuole. Qui dal prossimo anno dovremo avere un grande risparmio, perché stiamo investendo per un futuro che sta cambiando sempre di più. Ecco, a proposito di investimenti, di lavori, di opere pubbliche, il castello mi pare qualcosa si muova, no? Stanno lavorando. Questo castello speriamo di terminarlo al più presto, perché si può dire che è l'unico castello non terminato dopo questo bruttissimo terremoto del 76. Adesso sono tornate a riprendere i lavori. Speriamo che sia la volta buona, perché si può dire 3/4 del castello è già terminato, manca solo la parte dietro del mastio e tutta la strada esterna per le camminate, per vedere... Ma ci sono stati anche dei problemi, no? Nel senso Sì, che... ci sono stati problemi perché quindi... si è dovuto tornare a ricalcolare tutte le materie prime, perché come tutti sappiamo le materie prime sono aumentate del 40%. La Regione ha dovuto dare altri soldi perché con questo aumento di materie prime non si stava dentro con i lavori. Comunque il bilancio e il capitolo, i soldi ci sono e speriamo al più presto di terminare. Bene, ma allora poi c'è anche la questione della sanità, dei medici di base, no? Qualcuno si lamenta anche nei comuni vicini dove dice, ma insomma,
qui il medico va in pensione, non abbiamo, ma voi avete il medico di base. Sì, noi siamo stati fortunati, questo anche per una grande e grossa collaborazione con l'USL, con il farmacista. Appena è andato in pensione il nostro medico, circa un anno e mezzo fa, siamo riusciti ad avere una supplente, una giovane appena laureata, che dopo ha fatto concorso ed è rimasta lì. E i cittadini sono molto contenti di lei e noi siamo fortunati a aver avuto Quindi una subito giovane che il ha medico. davanti a sé una Sì, prospettiva certo, insomma, certo, abbastanza certo. importante. Ecco. Però c'è qualche novità, mi pare. Sono arrivati degli studenti da Bruxelles per fare che cosa? Una ricerca su... Sì, c'è una grossa novità. Devo proprio ringraziare che tramite il Castello di Colloredo sono stato cercato. Sono arrivati esattamente, saranno ospiti una settimana a Colloredo, 44 studenti dell'architettura di Bruxelles, dove faranno uno studio sul castello, sulle frazioni e faranno delle proposte secondo la loro visione come potrebbe essere un domani la comunità di Colloredo di Montalbano e soprattutto il castello di Cioè, Ippolito Nievo. prospettiva futura Sì, sì. insomma, cosa importante. Come è successa questa roba qua? Questa è successa tramite un docente che è a origine di Colloredo, insegna a Ecco. Bruxelles Sì. e Insomma, vicenda friulani sono i in tutto il mondo friulani, e dappertutto hanno i certo, ganci giusti, e insomma. guai, se non Perfetto. fosse. Allora, Sindaco, i rapporti con la Regione come sono? Beh, i rapporti con la Regione sono buoni, si sta lavorando, quando si cerca contributi, se si fanno domande e tutto, però se si ha i mezzi di fare le domande, perché serve anche gente, servono anche progetti, servono anche uffici tecnici, comunque io non posso lamentarmi col rapporto con la Regione assolutamente. Ecco, qualcosa sul PNRR avete fatto oppure No, non non abbiamo avevate la struttura? Insomma. Non abbiamo fatto perché non avevamo la struttura, abbiamo collaborato e lavorato con la comunità collinare insieme ai 15 comuni. Comunque una notizia fresca, ci sono arrivati 200.000 euro esattamente una settimana fa per rinnovare e ripristinare i centri minori, adesso valuteremo il progetto e che piazza rifare e dopo ci stanno arrivando questi 50.000 euro, altri 100.000 euro per l'illuminazione pubblica per postarla a LED e 100.000 euro anche per gli asfalti, insomma la situazione non è male, ecco, perché noi vogliamo soprattutto fare manutenzione, tenere quello che abbiamo, non possiamo fare castelli Cioè, avete già un castello da finire, sì, insomma. non possiamo fare altri castelli o altre realtà che portano anche costi enormi. Soprattutto dobbiamo fare manodopera e tenere quello che abbiamo in maniera decorosa. I tempi non permettono altro. Sindaco, le elezioni insomma, sono appena finite, oggi mi pare si insedia il governo, anzi si è già insediato, comunque sarà il discorso del Premier Meloni. Cosa vi aspettate voi da questo governo? Perché la questione delle bollette, dell'energia e anche degli enti locali, secondo me, è una situazione un po' difficile. Di questo governo sicuramente la gente l'ha votato ed è giusto che vada a governare, la prima cosa. Perché dopo tanti anni non si andava a votare e la gente ha scelto questa linea politica. Sicuramente dal governo aspettiamo tanto, ma speriamo che ci siano i mezzi, i bilanci che tornino e che ci sia la possibilità di aiutarci, perché è facile in campagna elettorale, che anch'io ne ho fatte e ho promesso, una cosa è fare la campagna elettorale e promettere credendo di poter fare, una cosa è quando si va al governo e si aprono i tabulati, si vedono i costi, i soldi che abbiamo di poter spendere. Soprattutto anche, diciamo così, Regione e Governo devono in qualche modo alleviare un po' le difficoltà dei comuni, perché Sì. i cittadini la prima porta che bussano vanno dal sindaco, no? Quindi quello è. Ma soprattutto la Regione o lo Stato deve iniziare anche, perché questa cosa qua io l'ho provata ma dal basso non si riesce mai a fare,
deve iniziare a cercare di fare unioni di comuni, perché comuni con 600-2000 abitanti non possono continuare Ormai a non è più vivere, possibile, insomma. minimo dai 5.000 in su, anche e fare il più possibile convenzioni, perché l'unione fa la forza. In sostanza l'identità, diciamo così, locali si salvano comunque, ma comunque bisogna fare i conti con la spesa, Sì, con l'attività insomma di bilancio che è sempre ormai precaria. Ecco, Sindaco, la questione che riguarda un po' le associazioni, no? sì, Perché voi ne avete abbastanza, ma stanno facendo anche delle attività, adesso siamo in sì, prossimità sì, di sì. fine anno, per cui insomma tutti i comuni si stanno attrezzando, voi come siete messi? La pandemia è finita? Beh, la pandemia è finita, oppure se non è finita dobbiamo sicuramente convivere con lei. Le associazioni stanno riprendendo le proprie attività, ci sono il centro Papa Luciani, frazione di Caporiaco, che è tornato a fare il teatro, il cinema all'aperto quest'estate, c'è la Proloco che sta facendo delle collaborazioni con la comunità collinare, visite guidate al castello, stiamo facendo delle mostre, dopo c'è la banda, la fisarmonica di Mels, la banda che sta lavorando, sta facendo concerti, c'è anche le due sportive Colloredo e Caporiaco che stanno facendo un buon campionato e si sta riprendendo la macchina. Ecco, probabilmente quest'anno, ma questo dovremmo deciderlo in questi giorni, daremo un segnale per l'illuminazione di Natale, per i pini, per gli alberi, probabilmente non metteremo luci, ma faremo tutto con palle, con colori particolari per dare un segnale Ecco, che credo che sia fondamentale. Il Natale si può sentire anche senza vedere le luci e credendo e pensando a insomma, un Gesù po' più Bambino, sobrio, il ecco, un po' presepio. sobrio, Sì, senza sì, sprechi sì, e via dicendo. Poi l'attività economica sarà anche aiutata da questi eventi, no? Perché sì. le piccole attività come i bar, i Sì, ma negozi, noi bisogna anche capire in questo momento, perché nelle piccole attività e nei negozi, quando arrivano dai 2.000 ai bollette, 4.000 di bollette, io non ho nemmeno il coraggio di andare a chiedere in questo periodo. cioè anche lo scoramento proprio delle Sì, perché persone che insomma... è un periodo molto, molto particolare per tutti. Proviamo a fare la spesa e proviamo a vedere già A lì vedere, che esatto, aumenti è sono aumentato tutto, sì, sì. stati drammatici. Bene, Sindaco, allora con queste considerazioni che sono importanti per quanto riguarda la nostra vita corrente e speriamo che in futuro cambi, io ringrazio il Sindaco di Colloredo Beh, Montalbano, Luca Ovan, sempre ben accetto in questa trasmissione a Telefriuli, e naturalmente vi do l'appuntamento per la prossima volta con un altro primo cittadino.